volta, quali saranno però le novità su cui puntate? Ma io non parlerei tanto di edizione ridotta della manifestazione Free Dog, ma di una edizione interamente rivisitata. Già l'anno scorso avevamo indicato la volontà di cambiare quello che sono le caratteristiche di questa manifestazione e quest'anno sarà una manifestazione ordinata, sicura ed elegante. Questi saranno un po' il motivo della manifestazione del 2020, perché dovremo dare un grande spazio e attenzione al discorso della sicurezza, e questo ringrazio anche tutte le organizzazioni, tutti coloro che ci hanno dato un grande ausilio per garantire a tutti i visitatori della manifestazione che possano partecipare in assoluta tranquillità, ma soprattutto un grande coinvolgimento delle realtà della città di Udine, perché quest'anno ci sarà un grande coinvolgimento di Udine sotto le stelle, questa manifestazione che è partita nel giugno del 2020, che si fonderà in qualche modo con Friuli Dog, che occuperà le principali piazze cittadine, quindi due eventi in uno che daranno grande visibilità alla città di Udine, ma soprattutto miglioreranno dal punto di vista qualitativo la manifestazione, perché ci sarà non solo un discorso di presentazione delle eccellenze enogastronomiche ed artigianali della nostra regione, ma ci sarà soprattutto un miglioramento nella qualità del servizio erogato, perché con l'obbligo di servire ai tavoli e di mantenere il distanziamento sociale ci sarà senz'altro un innalzamento della qualità, quindi come dicevo una manifestazione molto più ordinata, molto più elegante, di cui beneficerà una platea di operatori molto più ampia che non nelle passate edizioni.